Diciamo che se tutti abbassassimo un po' i toni, si sentirebbe di più la voce. Urlare meno, fare di più. Il mantra di Zaia resta questo e non solo da amministratore. C'è una lega in subbuglio da tempo tra la base veneta e la roccaforte romana e la rielezione di Mattarella è stata solo la miccia di malumori pure precedenti nei confronti di Salvini e dei parlamentari leghisti, che hanno portato esponenti importanti tuttora sul baratro dell'espulsione, da Gian Antonio D'Arè a Marcello Bano fino a Fulvio Pettenà. C'è il diritto di replicare, di controdedurre, penso che poi, come si dice, al di là di casi eclatanti che c'è, che prima di parlare magari qualcuno aveva già deciso di non essere della Lega da mesi, i leghisti di OCG diciamo, avranno modo di argomentare e cercare magari di chiarire le loro posizioni, ma questo rientra come si può dire, nel modus operandi storico. E poi lo stesso Zaia ricorda. Sono stato anch'io oggetto di provvedimenti, cioè in passato. Sì, anni fa, tanti anni. Mi hanno mandato una lettera una volta. Non ricordo neanche più, so che mi arrivò una lettera di censura. Non ho dormito di notte. Resta un Mattarella bis scoppiato in mano a Salvini dopo una settimana di poco bollente. Zaia ribadisce. Io non ho avuto ruoli perché non mi competevano ruoli di negoziato. Voglio ricordare che la Costituzione attribuisce al Parlamento l'elezione del Capo dello Stato. Ma, spiega, c'era da uscire da un evidente stallo, nessuna coalizione aveva i numeri per incidere. Allora, soddisfatto del bis di Mattarella? C'è un Capo dello Stato e non c'è altro da aggiungere. Cioè, non è che è una tifoseria questa qui. Cioè, il Paese ha bisogno di correre, di vedere investiti 229 miliardi di euro. Vedo che i mercati e gli osservatori internazionali, il tandem Draghi-Mattarella lo hanno premiato. Qualcuno dice, mica se me ne frega dei mercati e degli osservatori internazionali. Beh, vuol dire che te vivi fuori dal mondo. Un capo dello Stato con il quale, nel colloquio della delegazione regionale prima del voto decisivo, c'è stato spazio per ricordare la battaglia delle battaglie. Mi ha ricordato lui, e questo lo devo dire, lo posso dire anche perché io ho apprezzato questo, il tema dell'autonomia. Forse anche perché si ricorda ogni volta che ci vediamo io col Presidente dell'autonomia. No, nel senso che penso che ci sia assolutamente la sensibilità.